Le foibe furono inghiottitori naturali dove far sparire i corpi dei massacri. Non usa mezze parole Franco Papetti, nato da famiglia fiumana, relatore al Consiglio regionale di oggi. Dopo i cenni storici sui territori interessati dalla persecuzione, ricorda le date delle stragi del 43 ad Istria e del 45 a Trieste, racconta di Zara e degli annegamenti in mare. Una strage etnica e politica, dice Papetti, che portò a migliaia di vittime innocenti e ad un esodo drammatico. Il 90% della popolazione italiana abbandonò i territori ceduti alla Jugoslavia dopo il Trattato di pace di Parigi del 1947. Se ne andarono operai ed intellettuali, uomini in vista e contadini. Quali sono le ragioni per le quali se ne andarono? La prima va ricercata nel clima di repressione, insicurezza e paura instaurata dal regime totalitario comunista jugoslavo, che si esprimeva anche con una forte connotato nazionalista. La seconda va ricercata nella politica di snazionalizzazione. La terza è una ragione economica, in quanto furono eliminate le proprietà private, nazionalizzate le fabbriche, livellati gli stipendi, furono abolite le feste religiose, le piccole proprietà agricole furono fatte confluire in cooperative, fu istituita una nuova moneta che era appunto il dinaro, fu istituita una nuova lingua ufficiale nell'amministrazione pubblica. La svolta, va avanti il relatore, si ebbe nel 2004 con l'istituzione del Giorno del Ricordo. Agli esuli vengono riconosciuti dignità e sacrifici. Secondo Papetti, le foibe e l'esodo devono diventare un'occasione per riflettere sulla costruzione di un'Europa dei popoli, basata sulla democrazia e sulla tolleranza. Gli esuli hanno accettato il loro destino con dignità e, come nelle tradizioni di questo piccolo popolo, si sono rimboccate le maniche, si sono inseriti, ricominciando dal niente una nuova vita. Oggi lottano perché la loro cultura, la loro storia, le loro tradizioni possono non solo essere ricordate, ma continuare ad esistere.